Gestione ai privati delle aree verdi e delle ville comunali a Favara. Tutto fermo, lo evidenzia in una nota indirizzata al sindaco il consigliere comunale Giuseppe Lentini. L'esponente socialista punta il dito accusando il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale che non riescono, a suo dire, a sfruttare e a sviluppare il grande potenziale rappresentato dall'affidare alla gestione dei privati le aree verdi e le villette comunali. Era l'11 ottobre 2022 quando il Consiglio Comunale approvò il nuovo regolamento di gestione in uso di aree e ville comunali adibite a verde pubblico, evidenzia Lentini nella sua nota, dopo un lungo lavoro iniziato dalla Presidente Mignemi e ultimato insieme al Consiglio Comunale, un regolamento finalizzato a dare la possibilità a privati di gestire, rendendole pienamente fruibili, ville comunali oggi chiuse e continuamente vandalizzate. Ma a distanza di oltre un anno e mezzo si attende la pubblicazione di almeno un bando per l'affidamento di almeno una villa. Per sollecitare l'amministrazione comunale in questa direzione, Lentini ed altri consiglieri comunali avevano presentato un'interrogazione datata 1 dicembre 2023 per capire come mai dagli uffici comunali non era arrivato niente o comunque non vi era notizia. Lentini prende ad esempio Villa Giufà, dove recentemente sono stati ultimati i lavori per impianti sportivi e giochi. Villa, che scrive Lentini, rappresenta un potenziale enorme per il suo impianto sportivo, dove la gente andava a fare jogging e sport. Adesso è praticamente chiusa, con le associazioni che farebbero a gara per gestirla, ma anche Villa Ambrosini, dove è presente un campo di bocce, un parco giochi, anch'essa non fruibile e a rischio vandalizzazione. Interrogazione che, evidenzia Lentini, a distanza di oltre 2 mesi non ha avuto ancora alcuna risposta, con diversi cittadini, quindi non solo consiglieri comunali, che si chiedono il perché. Noi come loro, conclude il consigliere Giuseppe Lentini, attendiamo le risposte.